Sabato alle ore 9 presso l'Hotel Dioscuri by Palace di Agrigento si svolgerà il congresso della Democrazia Cristiana, un ritorno alla politica, la politica che riprende a essere protagonista nei partiti e nelle società. Questo è uno dei passaggi programmatici che Salvatore Cuffaro, segretario nazionale della Nuova Democrazia Cristiana, ha voluto sottolineare nel corso dei vari incontri avuti in giro per l'Italia, volti a rilanciare lo scudo crociato. Nel momento in cui si registrano tante nuove adesioni al movimento in tutta Italia, si stanno anche realizzando i congressi territoriali per eleggere la dirigenza dei singoli territori. A chi viene da noi oggi promettiamo la politica quella vera, quella che purtroppo non abita più dentro i nostri partiti, dentro la società e forse neanche dentro alcune istituzioni. Promettiamo una politica che sia protagonista innanzitutto dentro i partiti, perché i partiti sono strumenti indispensabili, sono quelli che diventano realtà concreta se gli aderenti riflettono, ragionano, si misurano e eleggono gli organi, perché un partito che non elegge gli organi non è un vero partito. La politica che tramite i partiti si occupa della società, delle persone che vivono in condizioni difficili e che probabilmente non hanno voce e la nostra Democrazia Cristiana si carica anche l'impegno di dare voce a queste persone dentro una società che ha bisogno di risposte e soprattutto dentro una società che vive un momento importante di partecipazione che il nostro partito sta promuovendo e sta portando quotidianamente. E quando i partiti che dentro la società lavorano e raccolgono le istanze delle persone hanno un solo compito, quello di portarlo dentro le istituzioni, perché le istituzioni se ne facciano carico. Le istituzioni sono un bene straordinariamente importante, perché le persone cambiano e le istituzioni rimangono, quindi noi abbiamo un grande rispetto e sappiamo che il partito che lavora dentro la società deve farsi garante della difesa delle istituzioni e soprattutto deve far sì che le istituzioni svolgano il loro compito di risolvere i problemi e le istanze che arrivano dalla società, perché questo è il ruolo di un'istituzione che viene eletta soprattutto come eletta oggi direttamente dagli elettori. Ecco, la Democrazia Cristiana sta facendo questo e se fa questo è un partito che lavora e i partiti che lavorano crescono. Noi ci auguriamo che ci siano altri partiti che insieme a noi vogliano instaurare questo nuovo corso di promettere la politica, perché quando saremo in tanti a promettere la politica crescerà e diventerà la protagonista vera come lo è stata nel passato. Oggi i nostri amici sanno che nella comunità alla quale hanno aderito dovranno far crescere questa politica, la politica della presenza quotidiana in mezzo alla gente, è la politica che non urla ma che ragiona e che comincia a moderare quando gli altri hanno già perso la speranza che si possano risolvere le tematiche quotidiane che ci appartengono. Questa vuole essere la Democrazia Cristiana ideale, che vuole difendere la propria storia, che vuole far crescere le cose che contano e che vuole coltivare la speranza.